Il Patriarcato di Venezia contribuirà con una donazione di 60.000 euro alla ricostruzione del seminario di Vodzel in Ucraina della diocesi di Kiev. Lo ha voluto in prima persona il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dopo alcuni colloqui con il Vescovo ausiliare di Kiev per capire di cosa ci fosse bisogno. Nell'aprile dello scorso anno il seminario era stato colpito 2 volte dai missili russi e poi anche saccheggiato. Come vediamo da alcune foto concessaci dal settimanale diocesano Gente Veneta, Vodze è un piccolo centro urbano ucraino colpito in maniera tragica e pesante dal conflitto, spiega il vicario per gli affari economici del Patriarcato di Venezia Don Fabrizio Favaro, anche rettore del seminario veneziano e della Basilica della Salute. Nell'ambito del sostegno all'emergenza ucraina, oltre all'impegno nella prima emergenza, era già chiaro nella nostra diocesi la volontà di aiutare la ricostruzione. Ci siamo rivolti alla diocesi cattolica di Kiev per chiedere qualche progetto di ricostruzione e ci hanno proposto di contribuire a restaurare la cappella del seminario della loro diocesi. Ci è sembrata una bella iniziativa opportuna per aiutare la ripresa non solo materiale ma anche spirituale del popolo ucraino. Con questo contributo sarà possibile realizzare e arredare la cappella, centro e motore spirituale della vita del seminario. Avendo ricevuto attraverso donazioni di privati dei fondi per opere di carità, il Patriarcato ha deciso di destinare queste risorse per un intervento a favore dei cristiani in Ucraina. Ci troviamo a nord-ovest della capitale, tristemente nota per essere stata teatro di numerosi massacri ed eccidi violenti a danno della popolazione civile da parte delle truppe russe. Ora, grazie a questo contributo da Venezia, parte la ricostruzione.